Fassa Civezzano, partita giocata su buoni ritmi, conclusa con una vittoria interna. Nella prima frazione il match è nel complesso piuttosto equilibrato, con buoni spunti da ambo le parti. Al 19esimo la sblocca il Fassa con Della Fior, ma alla mezz'ora Scrinzi pareggia su punizione. Complice anche una deviazione della barriera. Il Fassa però entra meglio in campo nella ripresa e gioca un ottimo calcio mettendo sotto il Civezzano. Al 67esimo Porco porta avanti il Fassa con un tiro angolato dal limite, mentre all'84esimo De Luca segna con una mezza rovesciata al volo dopo un sombrero e delizia al pubblico. La partita si conclude 3-1. Fiemme Calisio, vittoria senza storia che vale l'aggancio al terzo posto per il Fiemme. I grisorossi approcciano meglio la partita e sentono una traversa con Vanzo dopo pochi minuti. Poi il Fiemme entra in partita e non c'è più storia. Al 10° Tommaso Varesco segna un rigore procurato da Valle. Poi Valle segna il 15esimo con un bel tiro al giro al termine di un dribbling ubriacante. E alla mezz'ora firma la sua doppietta dopo una bella azione di De Francesco. Nella ripresa la partita non ha nulla da dire, il Fiemme controlla senza mai rischiare e senza infierire. Il Calisio rimane in zona critica, la partita termina 3-0. Gardolo Calceranica, sorridono in giallo-verde al termine del big match. Gli ospiti approcciano meglio la partita ma vanno sotto il 17esimo. Mici calcia una punizione dai 30 metri, colpisce la traversa, la palla sbatte su Filici ed entra in porta. Il Gardolo prende campo e Mici crea diversi problemi a Filici. Poi Calceranica sfiora al pari con Baldessari. A inizio ripresa proprio Baldessari trafigge da pochi passi e pareggia. Le squadre hanno numerose occasioni, tra cui quella clamorosa sciuppata da Bazzoli al 77esimo. All'88esimo Covi si scontra con un difensore e lascia campo aperto a Moser che segna il gol decisivo. Termina 1-2. La Rover e l'Ona Lases vincono i locali che riaccendono le speranze di salvarsi. La partita è tutto sommato tranquilla. Al quinto Ivan Casagrande impegna Santorum, poi il vuoto fino alla rete di Vegher al 43esimo per i locali. L'attaccante raccoglie bene, si gira dal limite in fila con un gran tiro alla porta di Son. La ripresa è la fotocopia del primo tempo, con gli ospiti poco precisi in difficoltà e i locali che si chiudono bene. Nel finale c'è spazio anche per il raddoppio di Vegher al termine di una bella azione personale, conclusa con un diagonale nel 7. Il Lona non chiude la pratica salvezza, il La Rovere la riapre, termina 2-0. Mattarello Dolomitica, pareggio a reti bianche tra due squadre senza grosse motivazioni. In campo però le due formazioni si danno battaglia vera, con il risultato che le difese sono sempre attenti e le occasioni languono. I rossoneri hanno una grossa chance al 34esimo con Luca Pedrotti che supera Dell'Antonio con un pallonetto, ma Costanzo salva sulla linea. La ripresa si apre con un'occasione per Bonadiman, ma in seguito la partita rimane in assoluto equilibrio. La Dolomitica contesta nel finale un rigore che sembra esserci, ma prova a vincerla comunque con De Mozzi che colpisce il palo. Finisce 0-0. Battaro Aquila Trento. Continua a volare l'Aquila in vetta alla classifica. Gli ospiti sono in ottimo stato di forma e sbloccano presto la partita. Al secondo Brugnaro crossa per Betti, ma Tiecher anticipa tutti in fila alla propria porta. Il Battaro però non molla nella prima frazione e trova il pareggio con Fontanari al 30esimo con una bella incornata dopo il cross di Girardi. Al 49esimo arriva il nuovo vantaggio dell'Aquila con un pallonetto di Betti. Gli ospiti entrano in totale controllo e al 75esimo Betti prova a chiudere trovando però la posizione del portiere. Un minuto dopo Bazzanella la chiude su punizione. Si conclude 1-3. Verla Telve, pareggio al termine di una bella rimonta dei rossoverdi. Nella prima frazione giocano nettamente meglio i gialloverdi che creano una serie innumerevole di occasioni. Il match si sblocca al 15esimo quando Francesco Micheletti colpisce di testa dopo la respinta del palo su una punizione. Poco dopo la mezz'ora Nervo libera Francesco Micheletti che non perdona solo davanti a Mariotti. Nella ripresa cambia modulo il Verla, ma Agostini rischia di chiudere la partita in anticipo. Al 70esimo Michelon accorcia sul rigore e nel finale Michelon stoppa e tira e infila Novello. Bella partita, termina 2-2.